Benvenuti ad Equinews, la rubrica interamente dedicata al mondo dei cavalli. Con il primo servizio di questa edizione parliamo dello stage federale sulla disciplina del completo organizzato da FISE Veneto con Pietro Sandei. Sentite cosa ha detto ai nostri microfoni l'atleta delle Fiamme Oro, parmigiano, classe 1991, il cui obiettivo sono le Olimpiadi di Tokyo del prossimo luglio. Incontrare un atleta plurimedagliato e poter apprendere come affinare la propria tecnica è un'esperienza senza eguali e Pietro Sandei, cavaliere azzurro delle Fiamme Oro, ben ha trasmesso con passione e simpatia tutto il suo sapere ai giovani che hanno partecipato il 17 e 18 aprile al centro equestre Il Casale di Trevignano al primo stage federale organizzato da FISE Veneto. 2 giorni dedicati alla disciplina del completo, dove poter saltare in sicurezza nel campo esterno in sabbia e poi anche in quello da cross. Trovo che sia una struttura bellissima, c'è tutto quello che serve per praticare la disciplina del completo, c'è un'ottima palestra di cross, ottimi campi per poter allenarsi anche in sabbia e fare tutte e tre le discipline nel migliore dei modi. Trovo che siano tutti con un'ottima base di partenza e che possano crescere nel migliore dei modi. Io cerco di dare il mio aiuto per cercare proprio di indirizzare questi ragazzi a crescere. Ha calcato i campi da cross più importanti al mondo, uno su tutti badminton. Nella sua carriera ha conquistato titoli prestigiosi e l'obiettivo ora è la convocazione alle Olimpiadi di Tokyo. Ma in veste di tecnico, cosa mette in campo Pietro Sandei? A me piace far sì che la lezione sia con uno stile di divertimento anche. Dopo logicamente c'è anche una parte più severa, diciamo, quando c'è bisogno da parte del binomio che venga tirato fuori un po' più di mordente, cercare un po' di stimolare i ragazzi. E infine, ripercorrendo la sua carriera di successi, un insegnamento essenziale per tutti. Io sono il primo ad essere incappato in numerose cadute, però insomma non bisogna farsi abbattere perché non succede niente, fa parte del gioco, diciamo, e il rimettersi in sella poi nel più breve tempo possibile e nel migliore dei modi credo che sia la cosa più costruttiva per andare avanti. Parliamo ora del polo, un gioco molto spettacolare che sta raccogliendo sempre più consensi. E così all'interno del comitato regionale è nato anche un dipartimento specifico. L'obiettivo è far conoscere ancora di più questo affascinante gioco. Sentiamo dunque quali iniziative verranno messe in campo. Uno sport di squadra in cui vince chi mette a segno il maggior numero di gol nell'area avversaria in sella al cavallo. È il polo, un gioco dalla lunga tradizione ma ancora poco comune in Italia. FISE Veneto ha dato vita ad un vero e proprio dipartimento del polo, coordinato da Fabio Campese, per avvicinare sempre più persone a questo sport attraverso una serie di iniziative. In sinergia con la Federazione Nazionale, l'obiettivo è coinvolgere i polo club di tutto il paese. Il polo è uno sport che sfortunatamente in Italia non è ancora così comune, quindi diciamo che il progetto è proprio quello di andarlo ad ampliare e l'idea è proprio quella di andare a sviluppare sia da un punto di vista amatoriale per i principianti, però anche andare ad un livello diciamo più elevato. Questo perché crediamo sia fondamentale da un punto di vista attrattivo, perché sicuramente vedere livelli elevati di sport è sempre molto interessante e poi perché appunto ce ne sono le possibilità, quindi stiamo cercando di ampliare nuovi progetti, anche verso fine anno vorremmo fare dei tornei importanti appunto e coinvolgere persone anche di alto spessore nel mondo del polo. Un gioco non d'élite, come spesso i pregiudizi portano a pensare, ma alla portata davvero di tutti. Nato anticamente in Pakistan, è ora diffuso un po' in tutto il mondo, soprattutto in Argentina, leader mondiale in questo sport. Maria Vittoria Marchiorello, che insieme alla sorella Costanza ha collezionato importanti vittorie con la medaglia d'oro al campionato europeo nel 2017,
Ai nostri microfoni dice: sono state sicuramente le soddisfazioni più belle della mia vita. Io credo che lo sport, qualunque esso sia, soprattutto per dei ragazzi giovani, per dei bambini, è fondamentale che venga fatto, che venga portato avanti, e il polo è uno di questi. È uno sport che io sicuramente farei fare a tutti, dai bambini ma anche veramente a persone anche più in là con l'età. In provincia di Vicenza, Equip è un fiore all'occhiello nella produzione di selle. L'idea vincente di 4 soci, mossi dalla passione e soprattutto dal saper fare, ha reso questa azienda una delle migliori al mondo. Andiamo a scoprire dunque come nascono le selle Equip. Qualità, stile, cura nei dettagli sono i tratti distintivi delle selle Equip, veri e propri gioielli di alto artigianato, frutto di innovative tecniche costruttive e della dedizione di mani esperte. Equip è una storia tutta italiana in cui batte un cuore vicentino. 4 soci a metà anni 90 danno vita a Valdagno alla selleria. Da un piccolo capannone a, dopo più di 20 anni, una sede logistica e produttiva moderna con una grande famiglia di un centinaio di collaboratori. Lo spirito artigianale e l'attenzione alla novità, oggi come allora, fanno di Equip un'eccellenza produttiva in tutto il mondo. Siamo partiti con un arcione in legno, poi siccome siamo sempre alla ricerca e sviluppo di cose nuove, ci siamo dedicati al carbonio, che il mercato cominciava a richiedere il carbonio. Lo facciamo internamente, poi facciamo anche una linea un po' più economica con le arcione in nylon. Le selle Equip sono un prodotto totalmente made in Italy, ad iniziare dal pellame naturale che arriva da concerie accuratamente selezionate e che solo un'eccellenza sartoriale sa lavorare ed esaltare al meglio. Quando arriva il prodotto, il cuoio o pelle viene accuratamente scelto, segnate tutte le difettistiche. Una volta che la pelle è stata controllata, viene tagliata, poi viene mandata in produzione, vengono fatte le varie lavorazioni di rifiniture, di cuciture, assemblamenti, poi viene finita, cucita a mano. Precisione, tecnicità, manifattura unica con un solo obiettivo, il comfort del cavaliere e il rispetto della morfologia del cavallo. Le selle infatti vengono create su misura e personalizzate in base alle diverse esigenze e alle discipline equestri. In questo Equip collabora con i veterinari perché il focus è sempre il benessere dell'animale. Soddisfiamo tutte le tipologie di cavalli, più larghi, più stretti, schiena alta, bassa, e cavaliere più alto, più in forma, più tondo, più piccolo, insomma tutte le tipologie di persona e di cavalli. Abbiamo tantissimi modelli di sella e ognuno fisicamente, per la sua fisicità, trova beneficio in un modello o nell'altro. Selle ma anche accessori per l'equitazione come le nuove e colorate staffe di sicurezza. Equip è esperienza e professionalità, ricerca e passione. Grande soddisfazione per il Veneto che si è aggiudicato l'organizzazione del campionato mondiale di endurance per il 2022, ma ad Isola della Scala a fine maggio ci sarà anche un altro importante evento, e cioè il campionato italiano di endurance. I FEI Endurance World Championship, ovvero i campionati del mondo di endurance 2022, sono stati assegnati ad Isola della Scala. Sarà dunque il comune in provincia di Verona ad ospitare questo evento straordinario, atteso con ansia da tutti gli amanti della disciplina. Il comitato organizzatore, il Garda Endurance Team, guidato da James Coppini, è già all'opera per far sì che tutto sia perfetto per la più grande manifestazione biennale dell'endurance mondiale. Forte del supporto dell'amministrazione locale e soprattutto dell'esperienza e dell'ottima riuscita delle precedenti gare realizzate negli anni. Quello che ci ha valorizzato e caratterizzato
effettivamente rispetto ad altre realtà che erano nostre concorrenti nell'assegnazione di questo campionato è stata proprio la caratteristica di essere punto di riferimento come qualità e serietà dal punto di vista organizzativo. Ritengo che sia stato fondamentale anche il background che la nostra organizzazione si porta alle spalle. Ma il banco di prova degli WEG 2022 sarà il campionato italiano che proprio qui a Isola della Scala si disputerà tra il 28 e il 30 maggio prossimo, vero e proprio test event per la macchina organizzativa. Le gare si suddividono in dei veri e propri anelli, al termine del quale il cavallo deve essere sottoposto ad una visita veterinaria. Il plus che viene dato a questa disciplina è proprio il focus che viene dato al benessere del cavallo, e proprio la lunghezza e la durata di questa disciplina mette a dura prova sia il cavallo quanto il cavaliere, che necessita quindi una preparazione anch'esso per affrontare la durata di queste competizioni. Location e percorso ideali, insomma gli ingredienti ci sono tutti per un campionato spettacolare che consentirà anche una valorizzazione completa del territorio con i suoi paesaggi, le bellezze naturalistiche e architettoniche, senza dimenticare il buon vino e il cibo. Non solamente legato allo sport, ma legato soprattutto anche all'aspetto economico e all'aspetto territoriale. Auspico di poter arrivare tra le 30 e le 35 nazioni partecipanti con un numero che si aggira intorno ai 200 cavalli. Quindi molto ambizioso, visto anche il periodo, però insomma abbiamo 1 anno e mezzo di tempo per lavorare, speriamo che il tempo ci sia amico. Appuntamento dunque al 28 maggio per Fiera Cavalli Endurance Cup 2021, dove saranno eletti i nuovi campioni italiani. Una grande risorsa sportiva ed educativa, il volteggio è davvero una specialità eccezionale. Abbiamo incontrato Anna Cavallaro e Nelson Vidoni che nella loro carriera hanno raggiunto traguardi importanti. Le acrobazie della ginnastica artistica e l'armonia dell'equitazione. A coniugare queste due discipline è il volteggio, specialità non molto praticata in Italia ma che al nostro paese ha regalato diverse soddisfazioni nelle competizioni mondiali con Anna Cavallaro e Nelson Vidoni, la coppia inossidabile del volteggio italiano ed internazionale. Nelle strutture del Centro La Fenice di Verona hanno tenuto uno stage che ha visto impegnate le giovani promesse. Attraverso l'uso del cavallo finto vengono affrontate le diverse figure che comporranno l'esercizio finale, composto sia da esercizi obbligatori, che devono cioè essere svolti da tutti i volteggiatori, sia da esercizi liberi. Tecnica, equilibrio, il rapporto con il cavallo, ma ad essere valutato è anche l'animale stesso. Sì, il galoppo è ritmato con buona cadenza, il galoppo di 3 tempi. Tutte queste cose qua aiutano al punteggio del cavallo e del longer. Altri giudici valutano l'artistico, gli altri giudici valutano anche la tecnica, come vengono fatte le figure, si sono giusti, si sono sbagliati. La preparazione dell'atleta deve essere a 360 gradi. Viene allenato il fisico e soprattutto il rapporto con l'animale, essenziale per realizzare tutti i movimenti previsti dal codice e per dare un tocco di esplosività alle figure. Le evoluzioni risultano così davvero scenografiche. Lavorare comunque con un cavallo che ti asseconda un po' più nei movimenti è importante e magari più anche facilitato, e quindi trovare il compagno ideale che ti aiuti in tutti questi escamotage è veramente importante, conoscerlo e lavorarci insieme il più possibile. Fondamentale dunque il rapporto con il cavallo, ma anche con il proprio longer. Anna e Nelson infatti gareggiano insieme da 30 anni. La loro carriera sportiva è in realtà anche un percorso di crescita reciproca. Sa quando sono i momenti quando sono in forma, quando c'è qualcosa che non va, e ha sempre comunque la parola pronta. Di tutti gli atleti che ho avuto, quella che ha avuto più tenace mi ha sopportato anche, perché sono molto rigido, però è
è arrivata dove è arrivata e ha fatto fino adesso un grandissimo aiuto al volteggio italiano e anche mondiale. Il volteggio poi è un'opportunità completa per la formazione psicomotoria e relazionale dei giovani. Aiuta a sviluppare il coordinamento, la destrezza, l'equilibrio, fortificando il coraggio, la volontà e lo spirito di squadra. L'alimentazione è fondamentale per garantire il benessere del cavallo e migliorare le performance sportive. I mangimi estrusi di Cortal vengono prodotti grazie ad una particolare tecnica che li rende più digeribili, caratteristica importante soprattutto se il cavallo presenta dei disturbi. Vediamo dunque le peculiarità di questi prodotti. Alimenti innovativi ad alto valore nutrizionale per soddisfare in maniera completa il fabbisogno del cavallo. Cortal, azienda di Cittadella, è specializzata nella formulazione e produzione di mangimi estrusi. Le materie prime, cioè, vengono lavorate secondo una speciale tecnica, frutto di decenni di esperienza. L'estrusione, appunto, una particolare tecnologia che, provocando istantanei sbalzi termici in cottura, rende i prodotti più digeribili e assimilabili, evitando così che l'animale sviluppi fastidiose patologie. Come nel caso di questa cavalla, con poco appetito da qualche giorno. La visita veterinaria ha evidenziato un fenomeno di gastrite. Ecco, possiamo vedere che la cavalla anche in questo momento sta un po' sbadigliando, digrignando, di conseguenza anche questo insomma può essere sinonimo di gastrite. Proprio in questi casi ecco che utilizzare i prodotti Cortal, quindi prodotti estrusi, e cosa vuol dire? Che vengono cotti con vapore, pressione e temperatura, fa sì che la quota di amido venga completamente gelatinizzata al 90%. E perché è importante la gelatinizzazione dell'amido? Perché rende l'alimento estremamente biodisponibile, molto più facile da assimilare. Ecco come andremo quindi a formulare la nuova razione della cavalla, andando ad utilizzare due prodotti la cui energia viene somministrata sotto forma di fibre, grassi e una buona fonte proteica, quindi proteina nobile. Facciamo ora un brevissimo test di appetibilità dei due prodotti che andremo a somministrare alla cavalla. Il primo è Super Fiber, quindi l'alimento della linea Competition, alimento estruso ricco di fibra, grassi e tutta l'integrazione che serve per svolgere un lavoro quotidiano intenso. Direi che il prodotto le piace e quindi la scelta è quella giusta. Fondamentale poi somministrare alimenti bilanciati e completi in base anche agli specifici fabbisogni di ogni esemplare per età, condizione fisica e attività svolta. Cortal infatti ha ideato diverse linee adatte alle varie discipline equestri o per venire incontro alle svariate patologie e problematiche alimentari del cavallo. È importante che la dieta sia estremamente bilanciata perché sono degli atleti fondamentalmente, quindi avere una dieta curata da tutti i punti di vista permette poi di ottenere anche delle performance migliori. Non utilizziamo la semplice integrazione di sintesi come fanno tutti, ma utilizziamo anche un'integrazione di tipo naturale, per cui andiamo ad apportare tutta una serie di vitamine o omega 3 o altri tipi di elementi sotto forma naturale. Materie prime selezionate, una produzione controllata e puntuali analisi interne rendono gli alimenti Cortal sicuri ed efficienti e certamente anche molto graditi. Per questa edizione è tutto, ricordatevi di mettere mi piace e condividere Equinews. Arrivederci.